il procedimento di quello di Marco
gli tocca. Innanzitutto perché stai in una posizione sbagliata. Io non vedo niente. Ecco, adesso sì. Magari mettere in mezzo al campo, sento anche il rumore loro. Perché entra tutto. Qui non vedo niente. Sì, adesso lo sulla mia, su Facebook, No, da Facebook devi cliccarci sopra e vai nella pagina YouTube. Ma non lo vedo. Nella tua pagina questa? Ma tu hai condiviso e lui Marco? Vai sulla pagina quella mia. Pronto. Io l'altra cosa che puoi fare, copia lì. Vai sulla tua pagina e clicca e incolla. Vai sulla tua. No, adesso devi incollare. Come se dovesse... No, volevo la strada più quindi l'importante è che sia ci siamo anche io vedo questo ma le vuoi che lo dovete avere no, ogni tanto si crea massa se vuoi si muova posso sei di Fossano se muova però non su Sport in Piazza dove ci sono tutti i cosi. Ok, faccio io? no perché si dà ripresa su però non mi faccio capire però dopo la gara se vuoi fare la gara sì ma via da cacciare via gli schemi però tante volte c'è che si sono tutti così perché si alzano calci piazzati poi viene andato molti in testa non sono visto non mi no, devo andare dietro, ce la faccio 5. Adesso la faccio qui. Adesso la faccio così, e poi alla fine quando salutiamo tutti così faccio anche il cambio d'abito. 18:30 la finale. Posso andare in campo così non devo comunicare agli altri? Vai dopo chiudere. Devono dirci loro come chiudere. Dopo... No, ci pensiamo noi, tranquillo. Sì, ci pensiamo noi. Ragazzi, dopo. Sì. Misura l'ho sbagliata. Allora.
Dopo la ciappa a mano, la via di Facciamallo, la casco a mano. No, non lo so, io proprio penso. Cioè, apposta non la fa se ci vuole. Non l'ha visto la cosa là, ma... Non è che la fa da prima della curva. La ciappa, o la ciappa a mano, o la ciappa a mano, o non arriva con la ciappa a qualcuno, con la porta giusta. Sbagliata proprio giusta. È un'altra rivincita. Ho condiviso ma sta caricando. Ormai se dai da Dio, sì, se dai da Dio. Ne vede anche tutti i miei amici, però sta caricando. Lancia subito, lancia! Minuti? Noi dobbiamo dopo abbondanza fare la fila lì. Figini Eric. Montagnier Nicolò, vice capitano. Nicolò, vice capitano. Poi numero 3 Bute Giacomo. Bute, Bologna, Udine, Torino, Empoli, Giacomo. Cofano Mattia. Cofano Mattia.
Filippo, numero 8. Questo quadro Foresto, Helsinki, yesterday, Kandinsky ancora, Helsinki, yesterday, Kandinsky ancora, poi si chiama Henkel col K. Col numero 11 Andreetta con 2 T, Andreetta 2 T, Riccardo, allenatore Brollo Massimiliano. Aspetta, non so come integrare. Numero 10, Gorgo, è il capitano. No, io per caso non è da scappare. Oggi che non ne piova. Credo che poco prima della partita dirà anche come sempre le formazioni al coso, quindi potrebbe essere che è un attimo di casino, 30-40 secondi. Devo dormire grande, Allora, vediamo se riusciamo a creare. anche a lui le gambe magre, però si può. Paolo, vediamo se riusciamo a passarlo, io lo fermo qua. Ma dove vuoi farlo? Dove vuoi farlo passare? Scusa? Al terzo gradino, Finalmente. prova a fermarlo sotto là. Al terzo gradino se c'è un appiglio. Con la Z Antonio. C'è? Aspetta. E poi? Assessore. Ho detto che te lo Ex porto. assessore. No, fino a assessore un giorno, assessore tutta la vita? Come siamo? E dopo dove vuoi farlo passare? Bortoli Andrea. C'è il problema è che stiamo anche passare secondo me si deve Fagotto Lorenzo. Fagotto Lorenzo numero 5. Numero 6 Reganaz con la Z finale Federico. Numero 7 Alessandro Grando. Numero 8 Alex Dalben. Numero 9 un altro Foresto Ryan, e poi Malo AD Y Milano Malo AD 10 Raffaele Flaborea,
11 dell'altro Foresto, H punto, Garzoune, Vanni Basso. Dopo gli arbitri. Quindi le finaliste sono? Così del Milan. C'è anche il presidente del calcio veneto orientale, sta muovendo perfetto. Beh, no, oggi si rinzuma quando lo ricordo, quando le variazioni dalle orme, dove ogni tanto si afferma, magari Non inquadrare quel magari fosse tutto l'anno perché Sì, a me mi dai te il via quando... per cosa sta LT? LT abbiamo utilizzato il marchio del famoso LT2, che è un nome già conosciuto, quindi abbiamo messo LT Channel. Guardate che tra poco cominciano le... Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto, a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto, a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon, in piazza Risorgimento 4, a Fossalta di Portogruaro. Telefono 0421 780079. Ben ritrovati questo pomeriggio qui a Fossalta di Portogruaro per la 31esima edizione del torneo Felice Roberto Pessa, un appuntamento tradizionale con il calcio giovanile che si svolge un po' alla fine di una stagione calcistica. È con me Paolo Macor, presidente della CD Fossaltese. Presidente, una nuova edizione quest'anno, la 31esima, sempre all'insegna comunque del bel calcio.
Sempre all'insegna del bel calcio, buongiorno a tutti, all'insegna del divertimento però mi sento di dire, il calcio deve essere divertimento, qui a fianco a noi forse si sente il rumore dei genitori, degli amici di chi gioca, divertimento in campo, divertimento fuori, divertimento allo stadio. Ecco, una finale fra pochi minuti che manderemo in streaming live con appunto il canale LT Channel che inizia le sue trasmissioni sperimentali proprio qui a Fossalta con questo importante torneo. Una finale che vede due squadre molto competitive che già si sono in qualche maniera cimentate nel campionato provinciale, la Musile 2000 e la Calcio Veneto Orientale, quindi due squadre che durante il torneo sicuramente insomma, si sono distinte rispetto alle altre, ma in generale come è andato il torneo quest'anno? Allora, il torneo è andato sicuramente molto bene, è stato un piacere vedere tutte le squadre giocare, tutte si sono impegnate al massimo delle loro possibilità, sono arrivate in finale Musile 1000, Calcio Veneto Orientale che già durante il campionato avevano dimostrato di essere probabilmente le squadre che avevano qualcosa in più delle altre, hanno forse fatto anche un po' campionato a parte, credo sia oramai la quarta volta che queste squadre si incontrano, in campionato ha prevalso inizialmente il Veneto Orientale, durante il girone le squadre si sono già incontrate, ha prevalso in realtà il Musile 1000, quindi stiamo a vedere in questa partita in cui si scontreranno chi risulterà vincitrice. Ecco, ancora un'ultima domanda Presidente, una stagione per la Fossaltese soddisfacente? È una stagione, quella che noi definiamo la prima nostra vera stagione, la prima stagione di questa dirigenza. L'anno scorso è andata bene, quest'anno è andato molto meglio e continuiamo così. Benissimo, allora noi vi lasciamo per questa diretta in streaming live, ci sentiremo durante l'intervallo e una buona visione di questa 31esima edizione del torneo Pessa. No, mi sta chiamando il tiro perché con le gambe che corrono 6 Reganat, 7 Grando, 8 Dalben, 9 Marovammi, 10 Flavorea, 11 Garzune, 13 Roncavi, 14 Padovese, 15 Tumiotto, 16 Furlan, allenatore Basso Vanni, Musile 1000, 1 Filini, 2 Montagnier, 3 Tutte, 4 Cofano, 5 Taffon, 6 Davilla, 7 Filippi, 8 Isone, 9 Ica, 10 Coppo, 11 Andreetta Riccardo, 12 Mardegan, 14 Andreetta Gabriel, 15 Furlan, 16 Furlan Albert, 18 Scapio, 13 Pasqualinotto, allenatore Brollo Massimiliano. Buon divertimento! Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio comunale Luigi Roberto Pessa di Fossalta di Portogruaro, dove sta per avere inizio la finale della 31esima edizione del torneo Felice e Roberto Pessa riservato alla categoria allievi. Al microfono Maurizio Conti, in cabina di regia i colleghi Andrea Ruzza e Piero Turco di LT Channel Web TV, nuova realtà dell'informazione del Veneto Orientale che mira a proporre una serie di trasmissioni di carattere sperimentale. La partita è iniziata, vi leggiamo le formazioni. Per il Veneto Orientale, agli ordini del mister Basso Giovanni, scendono in campo Comacchio Alessio, Zentile Antonio, Musso Riccardo, De Bortoli Andrea, Fagotto Lorenzo, Reganaz Federico, Grando Alessandro, Dalben Alex, Maluadimi Ryan, Flabore Raffaele e Garzoume Hamza. Per il Musile 1000, agli ordini del mister Brollo Massimiliano, abbiamo Filini Eric, Montagnier Nicolò, Butte Giacomo, Cofano Mattia, Taffon Enrico,
Davilla Lorenzo, Filippi Matteo, Isoni Filippo, Ica Enkel, Gobbo Brian, Andreetta Riccardo e Andreetta Riccardo. Si tratta di una finale molto interessante che vede di fronte due formazioni che già si sono contese il titolo di campione provinciale categoria allievi nella stagione 2018-2019 e che si sono affrontate anche in uno dei 3 gironi di qualificazione di questa edizione del Trofeo Pessa. Un'edizione importante che ha visto concludersi da qualche minuto la finale per il terzo e quarto posto, che ha visto la formazione dei Condor di Pordenone superare per 4-1 il Latisana. È una giornata particolarmente calda e probabilmente anche il clima determinerà un po' il risultato, visto, ecco un'azione importante. Dicevamo di 2 delle migliori squadre provinciali del campionato allievi che hanno dato vita anche nel corso di questa edizione del torneo Pessa a delle bellissime gare nella fase di qualificazione e nelle semifinali. Arbitro dell'incontro il signor Square della sezione di Portogruaro, che dirige coadiuvato dai signori Vian e Anese. Ecco in avanti il Veneto Orientale con il numero 7, entra in area. Ricordiamo che le gare del Trofeo Pessa si giocano sulla distanza dei 40 minuti per tempo e in caso di parità si andrà a supplementari di 10 minuti a cui eventualmente seguiranno i calci di rigore. Contiamo durante la gara di poter sentire il parere di alcuni tecnici, mentre nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo vi daremo un po' spiegazione di questa nuova realtà LT Channel Web TV. Molto equilibrata la gara fino a questo momento. Alla fine della finale ci saranno ovviamente le premiazioni con la consegna dei premi, Coppa Disciplina, premio miglior portiere, premio miglior attaccante e premio miglior giocatore. Da sottolineare l'importante apporto che gli arbitri hanno dato alla realizzazione di questo torneo, dato che i premi di cui abbiamo parlato verranno conferiti in base al giudizio e degli allenatori delle squadre partecipanti, ma anche al giudizio dei vari direttori di gara. Ovviamente al torneo ha partecipato anche la formazione della Fossaltese, che però non ha superato la fase di qualificazione quest'anno. Ecco in avanti il Veneto Orientale, nulla di fatto, il tiro è finito sopra la traversa. Dicevamo della Fossaltese, avete sentito in avvio prima dell'inizio della gara l'intervista del collega Turco al presidente della Fossaltese, una delle società storiche
del calcio del Veneto Orientale, una società che dopo aver avuto un periodo di grande visibilità con la partecipazione al campionato di promozione ha attraversato una crisi prima societaria e poi tecnica, ma c'è sicuramente una grande volontà di rilancio per la prossima stagione, volontà di rilancio che passa anche attraverso il settore giovanile e alla collaborazione con l'Udinese. La partita, avete visto, fino a questo momento è molto equilibrata, come dicevamo, due squadre che si conoscono, due squadre che un po' anche si temono e soprattutto che stanno centellinando le forze in considerazione del grande caldo di oggi pomeriggio. Ancora in avanti il Veneto Orientale, un calcio d'angolo, nulla di fatto al momento. E il Musile adesso che sta operando in fase d'attacco, fermati i ragazzi di Musile e subito riparte il Veneto Orientale. Ancora un'azione sulla destra, nulla di fatto, fermata l'azione d'attacco, ma ancora la palla al Musile. Ed ecco un'azione importante del Musile. Nulla di fatto. Forse la prima vera azione da gol della partita. Solo un calcio d'angolo per adesso. Difesa del Veneto Orientale schierata, solo due giocatori del Musile in area. Ecco il corner, nulla di fatto. Vi dicevamo del trofeo Pessa, una classica per il calcio giovanile del Veneto Orientale, del Friuli Occidentale, che è iniziato il 21 maggio, a cui quest'anno hanno partecipato 12 formazioni divise in 3 gironi, con poi una fase di semifinali che ha determinato appunto le 2 finali di oggi. Ancora il Veneto Orientale in avanti. Nulla di fatto al momento.
Azione di Maluani per il Veneto Orientale, stoppata la difesa del Musile. Conclusione del centravanti del Veneto Orientale, forse il più pericoloso fra i suoi compagni fino a questo momento, però nulla di fatto. Dicevamo di una gara molto equilibrata che forse sarà decisa soltanto da qualche prodezza individuale. Ancora il Veneto Orientale in avanti. Bloccata l'azione di Flaborea, calcio di punizione. Siamo al 12° del primo tempo, ancora nulla di fatto. Forse una prevalenza territoriale del Veneto Orientale rispetto al Musile, che però adesso ecco è in avanti. Bella azione individuale di Gobbo Brian. Fallo laterale assegnato però al Veneto Orientale. Ancora il Veneto Orientale che sta manovrando, ancora un'azione sulla destra. Grando Alessandro alla palla. Rimessa laterale battuta da Antonio Gentil. Conclusione di Garzoume, parata tranquillamente dall'estremo difensore del Musile 1000. Rimessa laterale assegnata al Musile 1000. Davila Lorenzo si incarica della rimessa, ecco il passaggio in area. Nulla di fatto, il direttore di gara ha fischiato un fallo in attacco. Ancora un fallo, questa volta ai danni di Grando Alessandro. Calcio di punizione per il Veneto Orientale. È stato uno scontro piuttosto deciso ed ecco che entrano in campo gli uomini della panchina del Veneto Orientale.
Dicevamo che con questa trasmissione inizia ufficialmente l'attività di questa nuova realtà LT Channel Web TV, che si propone appunto di seguire tutta una serie di avvenimenti del Veneto orientale, ma anche del Friuli occidentale fino al San Donatese, che mirano a cogliere un po' tutto quello che è magari al di fuori dei circuiti delle varie emittenti storiche che operano in questo territorio, proponendo all'attenzione dei tifosi, ma del pubblico in genere, tutta una serie di avvenimenti che però rappresentano sicuramente un qualcosa di importante, come è in questo caso il trofeo Pessa qui a Fossalta di Portogruaro. Ancora il Veneto orientale in fase di attacco, ed ecco il rilancio del Musile 1000, nulla di fatto ancora. Più manovrata la manovra del Veneto orientale, più mirata al rilancio e al contropiede quella del Musile 1000, almeno fino a questo momento. Ecco ancora il Veneto orientale in avanti, tiro sopra la traversa, nulla di fatto ancora. Due semi occasioni da gol, una per parte fino a questo momento, ma niente di veramente importante da segnalare. Come dicevamo, c'è grande prudenza in campo, grande attenzione a non commettere errori che potrebbero poi risultare determinanti per il risultato finale. Ecco la rimessa di Filini. Ma il Veneto orientale riconquista il pallone, ma ecco ancora il Musile in avanti, nulla di fatto, errore nel passaggio. Calcio di punizione, affidato ai piedi di Taffon Enrico, palla in avanti, ecco Ica in azione individuale, cross, nulla di fatto, la difesa è riuscita ancora una volta a respingere. Siamo già alla metà del primo tempo, siamo già al 20°. Dicevamo di una finale per il terzo e quarto posto fra il Condor di Azzano Decimo e il Latisana, una finale di fatto senza storia, chiusa con il risultato di 4-1 e con il Condor che ha colpito peraltro 2 pali, quindi una finale di fatto senza storia. Nulla di fatto, una punizione sprecata. Rimessa affidata al Veneto orientale. È l'estremo difensore Veneto orientale Comacchio che rilancia. E ancora una conclusione di Malaudaimi, che come vi dicevo è un po' il più attivo e il più pericoloso fra i suoi. Palla contesa al centrocampo,
Ecco ancora Grando in azione, fermato. Dal Ben in azione individuale, supera l'avversario. Nulla di fatto. E riparte il Musile 1000 con un'azione manovrata. E la volta ancora il Musile 1000 in fase di attacco, troppo lungo il lancio in profondità. Rimessa dal fondo. Palla a Filini Eric, portiere del Musile 1000, rilancio immediato. Fallo laterale per il Musile 1000. Si avvia a batterlo Bute Giacomo. Ancora fallo laterale, ancora Bute che si incarica della rimessa in campo. Ancora Bute, cross. Riparte però il Veneto Orientale, subito fermato, ancora il Musile 1000, bella azione sulla destra. E Cofano conquista una rimessa laterale. Zona d'attacco per il Musile 1000. Ecco la rimessa in campo. Nulla di fatto. Riparte il Veneto Orientale, subito fermato. Fallo laterale. Tocca ancora a Bute Giacomo, la rimessa in campo. Azione importante per il Veneto Orientale con Garzoume che non è riuscito a sfruttarla al meglio e c'è la rimessa da fondo campo per il Musile 1000.
Cross dalla sinistra di Grando che ha cambiato posizione, si sono invertiti i due estremi del Veneto Orientale, palla sul fondo. Ecco, vicino a me il collega Piero Turco. Piero, l'impressione è di due squadre che si temano e che giochino con grande prudenza. Sì, mi sembra che stiano insomma studiando un po' la partita, perché nessuno si sbilancia più di tanto, quindi evidentemente serve ancora per conoscersi e per poter poi sicuramente nel secondo tempo magari studiare una strategia che possa portare alla vittoria. Ad ogni modo sono due squadre, come vediamo, abbastanza equilibrate, che appunto hanno già primeggiato nella loro categoria, quindi è da attendere questo incontro un po' ancora così in sordina, con un possesso di gioco e di campo un po' che viene equilibrato da tutte e due le squadre, quindi sicuramente un bel incontro che dobbiamo dire anche è seguito da un numeroso pubblico che assiste oggi a questa 31esima edizione del torneo Felice Roberto Pessa. Una bella occasione che la CD Fossaltese, che ringraziamo anche per darci questo spazio per poter trasmettere in streaming live questa finale, quindi grazie alla CD Fossaltese per un progetto che è iniziato oggi come forma sperimentale, ma che vorremmo anche portare avanti per far sì che il calcio, anche quello un po' minore, possa essere seguito in ogni posto, in ogni momento, e quindi dare anche spazio a questi ragazzi, a questi giovani che sicuramente credono in questa attività sportiva che svolgono, lo sport sempre al primo posto per una vita sana e per un momento anche di condivisione. Quindi una bella gara che si sta portando ormai verso la fine del primo tempo, diciamo abbastanza equilibrata, e che stiamo seguendo con molta attenzione. Grazie Piero, riprendiamo la telecronaca e ancora in avanti la squadra del Veneto Orientale. Ecco il cross, ancora Grando, che effettivamente ha iniziato da qualche minuto a operare sulla parte sinistra del campo. Cross al centro, nulla di fatto. Fallo laterale per il Veneto Orientale. Siamo oramai alla mezz'ora del primo tempo. Ancora il Veneto Orientale in avanti. Rilancia il Musile. Il Musile che sta nulla di fatto, ancora un fallo laterale. È meglio gli altri, cioè gli addetti ai lavori, non io, hai capito il costo? Ciao carissimo. Abbiamo adesso ai nostri microfoni Giuseppe Baruzzo,
uno degli allenatori sicuramente più conosciuti nel Veneto orientale, un tecnico che ha una grande esperienza sia di prime squadre ma soprattutto anche di squadre del settore giovanile. Ecco mister, lei ha seguito sicuramente un po' tutto il torneo, un commento sulla qualità delle squadre che sono scese in campo quest'anno? Ma io devo ringraziare soprattutto voi naturalmente che mi avete concesso per la prima volta qui a Fossalta naturalmente questa cosa. Il torneo naturalmente nostro è sempre stato a livello veramente di qualità buona. Io ho visto parecchie partite in questo torneo e mi sono sembrato naturalmente delle buone squadre, dei giocatori naturalmente anche a livello locale così, ma però in prospettiva sicuramente possono anche fare anche il salto di qualità, quindi naturalmente è bello vedere queste cose, è bello vedere un torneo naturalmente che è nato anche insieme con me, con Roberto Pessa addirittura, no? E dico la verità che è una qualità veramente bella e sono orgoglioso veramente di questa cosa che mi ha dato la possibilità anche di parlare, grazie. Ecco mister, dicevamo in apertura che le due squadre, le due finaliste si sono date battaglia anche nel campionato provinciale allievi quest'anno e si sono date battaglia anche nel girone di qualificazione del torneo PESA di quest'anno. Sono veramente le due più forti a suo giudizio? Io ho seguito quasi tutte le partite, penso di sì. Penso di sì che sono due delle migliori squadre che si sono viste fino adesso. Certamente che oggi che giochiamo naturalmente senza la luce artificiale è un'altra cosa e quindi si guardano anche le qualità dei giocatori stessi naturalmente che possono dare qualcosa in più per questa partita. Grazie al mister Baruzzo. Al momento nulla di fatto, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, fino ad ora qualche spunto ma niente di veramente significativo. Sicuramente, come dicevamo, il Veneto orientale un po' più manovriero, il Musile un po' più veloce nelle ripartenze, cercando di colpire in contropiede, ma al momento nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra. Ecco il rilancio del Musile 1000. Nulla di fatto, la punizione è stata assegnata al Veneto orientale. Io ho cugini in Australia, no, vengo, io no, dove che mettono, che sono contento naturalmente. Fagotto Lorenzo si incarica del calcio di punizione. Ecco il rilancio, palla che supera la linea di metacampo, ancora a cercare Malouadini. Ormai siamo quasi allo scadere dei primi 40 minuti di gara, dicevamo che il torneo PESA si disputa su tempi di 40 minuti. Ecco il rilancio. Fallo laterale assegnato al Veneto orientale. Avete visto Veneto orientale con magliette nere con bordature arancioni, mentre il Musile è in completa tenuta bianca.
Ecco il rilancio del Veneto Orientale, ancora in attacco, ancora il centravanti, sicuramente una spina nel fianco nella difesa del Musile 1000 che però rilancia. Fallo laterale per il Musile 1000. Fuori gioco, fuori gioco. Era stata buona l'idea per rilanciare il centravanti del Musile 1000, ma il guardialine ha segnalato una posizione di fuorigioco che direi sicuramente c'era. Gran conclusione del Veneto Orientale, traversa piena, un gran tiro da fuori area di Flaborea, quasi allo scadere del primo tempo, e prima vera occasione da gol con una traversa piena colpita dal Veneto Orientale. Veramente un gran tiro, primo brivido vero di questi primi 40 minuti. Ancora il Veneto Orientale in avanti. Traversone, nulla di fatto. Non è riuscito Grando a colpire di testa, ma ancora il Veneto Orientale in attacco, ancora Grando, entra in area. E finisce la prima frazione di gara con risultato di parità 0-0 fra Musile 1000 e Veneto Orientale, da segnalare unicamente una gran traversa colpita da Flaborea allo scadere dei primi 40 minuti di gara. Amici sportivi, la linea alla regia, a risentirci per il secondo tempo. Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon, in piazza Risorgimento 4 a Fossalta di Portogruaro. Telefono 0421 780079.
Eccoci nell'intervallo del finale di questo torneo Felice Roberto Pessa, con me il responsabile del settore giovanile della C Fossaltese, responsabile tecnico Agostino Flaborea. Agostino, un punto della situazione su questo torneo, hai seguito sicuramente tutte le gare, quindi possiamo un po' parlare della qualità di questo torneo? Diciamo che sono andate in finale forse le squadre migliori. È una partita equilibrata, il torneo è andato via liscio, anche siamo stati fortunati, accompagnati dal bel tempo. C'è stata una qualità discreta, anche se non eccezionale, però diciamo che le squadre sul piano agonistico hanno lottato fino alla fine. Ecco, penso che anche la Fossaltese insomma si sia ben distinta in questo torneo. Certamente, è arrivata terza in campionato, ha perso per la differenza reti, ha fatto il suo, sta facendo un torneo anche la Tisana, sta facendo bene, si è comportata bene e in prospettiva è una squadra che potrà solo migliorare. Benissimo, ancora una domanda Agostino, è un po' un quadro di situazione a fine stagione per quanto riguarda la Fossaltese? Io parlo a livello giovanile, siamo cresciuti molto anche se siamo partiti 2 anni fa con molti problemi visto il cambio di gestione, facciamo anche molto sociale, però stiamo lavorando bene, speriamo anche con la collaborazione del Villanova di riuscire a creare qualcosa di positivo. Bene, grazie allora Agostino del tuo intervento, ti ringraziamo. Sì, è una partita sicuramente di livello alto perché abbiamo visto 2 squadre che si stanno veramente incontrando su un terreno con pari forze, anche se in qualche maniera dobbiamo dire che il Veneto Orientale con una traversa sicuramente ha cercato di raggiungere il risultato vincente almeno dell'1-0. Siamo sicuri che nel secondo tempo troveremo insomma o vedremo una partita sicuramente diversa perché poi si dovrà andare ad un risultato finale di questa partita. Ecco, dovrebbe arrivare qui in postazione anche un altro amico che vedo che ci sta raggiungendo, quindi faremo un'intervista anche a lui per parlare un po' di quella che è stata anche la storia della Fossaltese. Ecco qua che mi raggiunge l'amico Beppi Baruzzo, perché il nome Beppi Baruzzo è una garanzia ed è conosciuto un po' da tutti. Allora Beppi, guardiamo la telecamera così ci possiamo inquadrare. Beppi, io con te volevo fare in questo momento così di intervallo un po' la situazione della Fossaltese come storia. Te sei un giocatore che ha giocato sui campi principali, un giocatore professionista, va bene, ma nel cuore hai avuto sempre la Fossaltese. Questo torneo tra l'altro è dedicato a 2 grandi personaggi della Fossaltese, Felice e Roberto Pessa. Cosa ci può dire di loro? Ma io con queste 2 persone qua mi viene un po' così, sono anche commosso di ricordare queste cose. Ecco, guarda perché la telecamera, sì, così. sono anche commosso di parlare di queste cose qua, perché Felice Pessa è stato un grande per Fossalta. Roberto naturalmente, Roberto è stato uno naturalmente che stava iniziando un ciclo veramente bello naturalmente nel calcio fossaltese. Purtroppo naturalmente è successo quello che è successo, la morte purtroppo è andata così, perché sennò io ero convinto naturalmente che Roberto naturalmente era il futuro della Fossaltese, il futuro della Fossaltese oltre che del settore giovanile, che lui aveva in mente questo, ma soprattutto anche per la squadra di calcio fossaltese. Comunque la Fossaltese naturalmente è sempre stata nel mio cuore, ho vissuto a Fossalta, sono ancora a Fossalta, sono nato a Fossalta, così le 2 mie apparizioni Como e la Spezia, così nel calcio Portogruaro, però io dico una cosa, il ricordo è sempre bello qua. Nel settore giovanile questo torneo qua è stato impostato insieme con me e sono orgoglioso di vederlo e sono orgoglioso naturalmente che voi mi avete dato la possibilità di parlare di questa cosa. Grazie. Ecco Beppi, ascoltami, 31esima edizione. Come te hai frequentato proprio con la Beretti la società, come abbiamo detto, professionistica, il Como in particolare, ma come è cambiato il calcio in questi, possiamo dire, ultimi 50 anni? Com'era il calcio ai tuoi tempi da giovane e com'è adesso? Ma io ho un grande rammarico. Una volta c'era entusiasmo, volontà, c'era naturalmente, i campi di calcio erano diversi di adesso, i palloni erano diversi, però bisogna dire una cosa, che una volta c'era entusiasmo, ma un grande entusiasmo naturalmente nel calcio. Adesso non vedo più il calcio di una volta.
vedo un calcio naturalmente con tanti stranieri, con stranieri che prendono naturalmente tanti soldi e che non c'è il calcio. Noi in Italia abbiamo bisogno naturalmente di ricominciare da capo, a mio avviso è questo qua. Io lo dico qua così naturalmente perché ho parlato tanto, sono stato allenatore anche di rappresentative, ho sempre parlato di queste cose qua. Nel settore giovanile non esistono più, anche negli stessi allenatori stessi non si fa più l'ABC del calcio, non esiste più. Io ho avuto la fortuna qua di impostare questo lavoro qua naturalmente con la Fossaltese, abbiamo ottenuto tanti risultati belli, naturalmente positivi, abbiamo mandato giocatori anche a giocare, l'ultimo giocatore che ho allenato io è Simone Corazza, naturalmente che ha giocato anche in Serie B, naturalmente così, faccio per dire, però naturalmente bisogna lavorare, c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di questo settore giovanile in tutta Italia di fare questo lavoro qua, non c'è, perché vediamo anche nelle nostre nazionali, visto la nazionale Under 20, che decantano tanti questi giornalisti naturalmente che fanno solamente il proprio dovere, basta per prendere soldi e basta, però naturalmente non esiste naturalmente il calcio vero e proprio. Bisogna insistere con questi giocatori qua, con questi giovani qua, perché anche questi livelli qua sono giocatori che possono arrivare anche in alto. Bene, grazie Beppi, grazie del tuo intervento. Ovviamente Beppi prende un po' a cuore tutte quelle che sono le situazioni perché ha vissuto appunto da giovane calciatore con squadre professionistiche quello che è il calcio. Ecco, noi siamo qua in campo in attesa del secondo tempo. Io adesso passerei la linea alla regia per un altro passaggio pubblicitario, anzi ne approfittiamo per ringraziare i nostri sponsor e soprattutto la C Fossaltese che ci consente di poter fare questa live streaming al canale LT Channel che inizia le sue trasmissioni sperimentali come web tv proprio oggi qui a Fossalta in questa occasione. Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon, in piazza Risorgimento 4 a Fossalta di Portogruaro. Telefono 0421 78 0079. Ecco qua, sta iniziando il secondo tempo, ancora un'intervista a Fabrizio Rizzetto, responsabile giovanile della Fossaltese. Dobbiamo dire che la Fossaltese è in prima linea soprattutto per i tornei giovanili. Questo è il terzo appuntamento quest'anno, dopo altri tornei che abbiamo svolto. Ma sì, sicuramente questo è il torneo più lungo, il 31esimo torneo Pessa, siamo arrivati alla finale, diciamo che siamo andati molto bene, hanno partecipato società trevigiane, del Veneto orientale e del Friuli, comunque sono stati tutti molto bravi, molto competitivi e oggi stanno giocando le due squadre che stanno meritando, che hanno meritato di arrivare in finale. Ecco, la settimana prossima un appuntamento importante con l'Accademia Udinese. Sì, beh dai, stiamo per finire finalmente l'annata anche perché i ragazzi sono un po' stanchi, sì, per il primo anno facciamo l'Udinese Academy, il camp, abbiamo 84 ragazzi e incominceremo dopodomani una settimana di lavoro e di divertimento. Bene, grazie Fabrizio. Allora io do la linea alla regia perché sta per iniziare il secondo tempo e passo la linea al collega Maurizio Conti.
Amici sportivi, riprendiamo la linea dallo stadio comunale Pessa di Fossalta di Portogruaro, dove sta per iniziare il secondo tempo della finale per il primo e secondo posto della 31esima edizione del trofeo Luigi Pessa. Del trofeo Pessa. In campo Musile 1000 e Veneto Orientale, che hanno chiuso i primi 40 minuti sul risultato di parità 0-0. Da segnalare nella prima frazione di gara soltanto una traversa colpita allo scadere da Flaborea del Veneto Orientale, unico vero episodio importante da segnalare. Due squadre che si temono, che giocano in maniera molto prudente. Dicevamo un po' più manovrata la manovra del Veneto Orientale, più impostata sul rilancio e la velocità la manovra del Musile 1000. Non ci sono cambi, non ci sono stati cambi durante l'intervallo e vediamo cosa succederà in questi secondi 40 minuti. Azione d'attacco del Musile 1000, fermata per un fuorigioco segnalato dal primo collaboratore del direttore di gara. Ricordiamo che la terna arbitrale è formata dal signor Soguare, arbitro, e dai due collaboratori Vian e Anese, entrambi della sezione arbitri di Portogruaro. Rimessa laterale per il Veneto Orientale, affidata a Riccardo Musso. Ancora un fallo. Si incarica di batterlo De Bortoli. Ecco il traversone, nulla di fatto ancora una volta. La palla però resta sempre al Veneto Orientale, fallo laterale affidato al Musile 1000. Palla a centrocampo, ancora un fallo laterale. Serie di rimpalli e nulla di fatto, la palla è ancora a centrocampo. Ecco Grando. Lancio in profondità, troppo lungo. Rimessa dal fondo per il Musile 1000.
Avete sentito le varie interviste con i vari tecnici che abbiamo potuto fare e tutte concordano nel sottolineare che queste due squadre sono le migliori di questa edizione del trofeo Roberto Pessa. Ecco, adesso il Veneto Orientale in avanti, c'è spazio di campo, tiro un po' velleitario da fuori area di Fagotto Lorenzo e nulla di fatto, palla sul fondo. Ed ecco la prima sostituzione. Esce per il Musile 1000 il numero 4, Mattia Cofano, sostituito dal numero 14, Andreetta Gabriel. Dicevamo che è un sabato pomeriggio di gran caldo e questo sicuramente influirà sull'andamento della partita, tenendo conto che fino ad oggi le gare del trofeo Roberto Pessa si sono disputate comunque nella seconda metà del pomeriggio, se non in notturna. Quindi il caldo sicuramente influirà sull'andamento della gara e sulla prestazione dei vari giocatori che, ricordiamo, arrivano a questo trofeo alla fine di un campionato piuttosto difficile. Calcio di punizione per il Veneto Orientale. Sulla palla De Bortoli, cross. Nulla di fatto, palla sul fondo. Palla nella metà campo del Veneto 1000 che guadagna una rimessa laterale. Rimessa dal fondo per il Veneto 1000. E sono i bianchi del Musile 1000 che rimettono in campo il pallone. Questa prima parte del secondo tempo è stata assolutamente anonima fino adesso, nulla da segnalare. C'è un giocatore a terra, ecco che il pallone viene calciato fuori. E a terra Andrea De Bortoli del Veneto Orientale. Speriamo ovviamente non sia niente di grave.
Dicevamo del trofeo Roberto Pessa come di una classica del Veneto orientale per il calcio giovanile, un evento riservato alla categoria allievi che quest'anno è iniziato il 21 maggio con 12 squadre partecipanti che si sono affrontati in 3 gironi di qualificazione nelle semifinali prima di arrivare alle 2 finali di oggi. Palla ancora al Musile 1000. Fallo laterale per il Musile 1000 in fase di attacco. Si incarica della rimessa Taffon Enrico. Fallo laterale per il Veneto orientale, da ripetere perché battuto da posizione irregolare. È in azione Ica, il centravanti del Musile 1000, traversone, palla sul fondo. Rimessa dal fondo, affidata al Musile 1000, palla sui piedi dell'estremo difensore Eric Filini. Ecco la rimessa. Fuori gioco del centravanti del Musile 1000, direi assolutamente netto, giusta la decisione del guardialine di destra. Grazie, ti saluto. C'è un fallo a favore del Musile 1000 conquistato dal centravanti, molto preciso il direttore di gara, la palla deve essere ferma, non può essere cacciata in movimento ovviamente. È già passato il primo quarto d'ora del secondo tempo. Ricordiamo che per regolamento in caso di parità si disputeranno 2 supplementari da 10 minuti l'uno e poi si andrà ai calci di rigore. Repentino ribaltamento di fronte e adesso è il Veneto orientale che è in fase d'attacco, beneficia di una rimessa laterale. E adesso il Musile 1000 che si affaccia nella metà campo avversaria, calcio di punizione per i bianchi.
Ecco il calcio di punizione per i bianchi del Musile 1000. Ed ecco il Veneto Orientale in avanti col numero 7 Grando, scambio in area, tiro, rete, e c'è il vantaggio del Veneto Orientale al 16° minuto. Gran gol del Veneto Orientale, che con Grando Alessandro sblocca il risultato e porta in vantaggio i suoi. Direi una bella azione di rilancio, un tiro molto preciso sul quale l'estremo difensore del Musile 1000 non ha potuto fare nulla e che porta in vantaggio il Veneto Orientale. Diciamo che l'ala destra del Veneto Orientale, Grando, già nei primi 40 minuti si era distinto per una certa pericolosità, intraprendenza, ed è riuscito adesso a sbloccare il risultato e a portare in vantaggio i suoi. Vedremo la reazione del Musile 1000. Dicevamo, il gol arriva al 16° minuto, c'è ancora tempo per ribaltare eventualmente il risultato. Ecco la reazione del Musile 1000, azione sulla destra, palla in area, nulla di fatto, ma ancora avanti i bianchi del Musile. Rimessa dal fondo per il Veneto Orientale. È un vantaggio aggiunto, forse inaspettato, visto che nella prima frazione del secondo tempo non si era visto niente di importante, poi c'è stata questa fiammata improvvisa che ha portato il Veneto Orientale a realizzare la rete. Ecco ancora un rilancio. Questa volta è il centravanti del Veneto Orientale che conquista il pallone. Ancora in avanti il Veneto Orientale. Sbagliato il rilancio. Momento di confusione per la difesa del Musile 1000. Tiro e parata del portiere. Ovviamente hanno preso coraggio e convinzione i ragazzi del Veneto Orientale. E il Musile 1000 che si appresta ad un secondo cambio. Entra il numero 15 Furlan Eros. Ed esce il numero 3 Bute Giacomo. La palla è al Musile 1000 che beneficia di un calcio di punizione nella metà campo degli avversari. Altro cambio per il Musile 1000, entra il numero 13 Pasqualetto Alessio ed esce il numero 7 Filippi Matteo. Sul pallone Taffon Enrico, ecco il calcio di punizione, palla in area. Nulla di fatto, pericoloso comunque in avanti il Musile 1000 che sta ovviamente cercando di riportarsi in parità.
Ecco il Musile 1000, fallo laterale a favore comunque dei bianchi del Musile. Si incarica della rimessa Filippo Isoni, ecco la rimessa in campo, traversone, palla al centro e si salva la difesa del Veneto Orientale. Ed ecco che in contropiede il Veneto Orientale va vicino al gol, grazie ai suoi attaccanti. Ancora in avanti il Veneto Orientale, rimessa laterale per il Musile 1000. Ovviamente dopo il gol la partita è un po' cambiata, con i bianchi del Musile che cercano in tutti i modi di agguantare il pareggio e il Veneto Orientale che adesso si affida invece ai rilanci e ai contropiedi. È il Musile 1000 che manovra, lancio in profondità, nulla di fatto, palla fermata a centrocampo e riparte il Veneto Orientale, palla sul fondo, rimessa laterale. Fallo a favore del Veneto Orientale, palla a centrocampo. Veneto Orientale che al momento non ha effettuato ancora nessuna sostituzione. Ecco il calcio di punizione, lancio lungo, palla in area. Buona l'uscita dell'estremo difensore del Musile 1000 che rilancia immediatamente, non c'è tempo da perdere evidentemente. Ed ecco la ripartenza del Veneto Orientale. Non è riuscito il centravanti del Veneto Orientale a controllare il pallone, palla di nuovo il Musile 1000 che riprende le operazioni. Ancora Grando, sicuramente Grando Alessandro, al di là della rete, è stato uno dei più positivi dei suoi. Adesso c'è un giocatore del Musile 1000 a terra. Dalla panchina non arriva nessun soccorso. Ecco che finalmente arriva uno dei responsabili del Musile 1000. Speriamo non sia nulla di grave, ovviamente, se non forse un po' di stanchezza. Siamo giunti intanto al 25esimo, quindi ci avviamo all'ultimo quarto d'ora di gara. Pare che l'infortunio sia piuttosto serio.
E infatti il numero 8 Filippo Isoni abbandona il terreno di gioco purtroppo e si provvede subito alla sostituzione. Esce fra gli applausi del pubblico il ragazzo del Musile 1000. E viene sostituito dal numero 18 Scabbio Manuel. Cambio anche fra le file del Veneto Orientale, esce il numero 4 De Bortoli Andrea. Abbiamo detto che è uscito De Bortoli per il Veneto Orientale, sostituito da Tumiotto Samuele. Buona l'azione del Musile 1000, ottimo il traversone. Nulla di fatto, azione sprecata. Comunque c'è un calcio d'angolo per il Musile 1000, calcio dalla bandierina. Ecco il corner. No, ecco, il gioco è stato fermato per un fuorigioco imputato a un giocatore del Musile 1000, ma in questa occasione non ci sentiamo assolutamente di condividere la decisione del collaboratore dell'arbitro. È un fuorigioco molto molto dubbio. Questa volta è un fuorigioco veramente molto molto discutibile. E c'è anche il primo cartellino giallo ai danni di un giocatore del Musile 1000. Un fallo non cattivo da parte di Gabriele Andretta, ma sicuramente molto 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 deciso. Giusta in questo caso la decisione del direttore di gara. E siamo ancora con il Veneto Orientale in attacco con un calcio di punizione.
Ci avviamo alla fase finale della partita. Direi che valutando le occasioni da rete il vantaggio del Veneto Orientale si può considerare meritato, considerando anche la traversa alla fine del primo tempo. Il Musile 1000 può recriminare su un fuorigioco molto discutibile che è stato fischiato qualche minuto fa. Ecco il Musile 1000 ancora in attacco, buona l'azione, nulla di fatto. Si stanno scaldando sulla panchina del Veneto Orientale 3 giocatori, probabilmente si cercherà qualche cambio anche tattico nell'ultima parte della gara, come normalmente avviene. Fallo laterale a favore del Veneto Orientale. È Gentil che si incarica della rimessa, respinta dalla difesa, e ripartono i bianchi del Musile 1000 alla ricerca del pareggio. Calcio di punizione per il Musile 1000. Vediamo se in questi ultimi minuti i ragazzi del Musile riusciranno a raddrizzare le sorti dell'incontro. Ecco, nulla di fatto, calcio d'angolo per il Musile 1000. Alla bandierina Eros Furlan, vedremo l'esito di questo calcio d'angolo. Ecco la battuta. Nulla di fatto, la palla è nelle mani del portiere del Veneto Orientale che rilancia subito. Vedremo quanto recupero segnerà il direttore di gara. Ecco un traversone importante. Calcio d'angolo. No, l'arbitro ha deciso per la rimessa dal fondo per il Musile 1000. Vedremo quanti minuti di recupero verranno assegnati al direttore di gara. Fallo per il Veneto Orientale.
Ancora in avanti il Veneto Orientale, che ricordiamo conduce l'incontro per 1-0 grazie alla rete realizzata al 16° del secondo tempo da Grando con una splendida azione individuale. Mancano ormai pochi minuti alla fine di questa finale. Ricordiamo che alla fine dell'incontro ci sarà la cerimonia di premiazione che prevede la premiazione delle 4 squadre, prima, seconda, terza e quarta classificata, dell'assegnazione della Coppa Disciplina e la premiazione del capocannoniere, del miglior giocatore, del miglior portiere di questa edizione del trofeo Roberto Pessa. Ecco, siamo ancora col collega Piero Turco che con noi ha seguito questa gara. Piero, un risultato giusto fino adesso, probabilmente il Veneto Orientale ha fatto effettivamente qualcosina di più. Beh sì, a giudicare ormai dall'andamento della gara possiamo dire che il Veneto Orientale ha guadagnato e fatto un bellissimo gol, e quindi quello che è il primato in questa partita, che ormai sta andando a concludere anche con una traversa nel primo tempo, sicuramente merita fino adesso a tenere il vantaggio e quindi a vincere questo torneo. Abbiamo visto una padronanza di gioco soprattutto da parte del Veneto Orientale, ma anche molte conclusioni. Ovviamente merito anche al Musile 1000, perché comunque anche loro si sono impegnati moltissimo in questa gara. Ovviamente il Veneto Orientale sicuramente merita fino a questo momento, per quello che ha dimostrato, insomma, di portare a casa questo torneo della 31esima edizione Pessa. Grazie Piero, ricordiamo che poi Piero Turco commenterà anche con degli ospiti il risultato finale. Nel frattempo c'è stata una sostituzione per il Veneto Orientale, è uscito Musso ed è entrato il numero 13 padovese Alberto. Ma ecco ancora il Musile 1000 in avanti, che ovviamente non si dà per vinto, fallo laterale. E ancora il Veneto Orientale in avanti, ma nulla di fatto. Ormai anche la stanchezza comincia a farsi sentire sicuramente. Ed ecco, dicevamo di una serie di cambi tattici, e infatti il Veneto Orientale sostituisce il numero 9 Malu Adimi, sicuramente uno dei più positivi fra i suoi, un giocatore che ha fatto un gran lavoro tenendo costantemente in apprensione la difesa del Musile 1000, che è stato sostituito con il numero 15 Fumiotto Samuele.
ancora nulla di fatto, rimessa dal fondo per il Musile 1000. Ecco il rilancio dell'estremo difensore, la palla supera la linea di metà campo, ma ancora la difesa del Veneto Orientale in qualche modo riesce a sbloccare la situazione. Un attimo di certezza nella difesa del Veneto Orientale, fortunatamente risolta dall'estremo difensore. Rilancio. Ecco, calcio di punizione per il Musile 1000, forse una delle ultime occasioni per agguantare il pareggio da parte dei ragazzi in casacca bianca. Vediamo come sfrutteranno questa occasione. Ecco il calcio di punizione, palla in area. Nulla di fatto, punizione a favore del Veneto Orientale. Ed ecco il fischio finale, si chiude questa 31esima edizione del trofeo Roberto Pessa con la vittoria, direi meritata, del Veneto Orientale, che supera in finale il Musile 1000 per 1-0. Una rete realizzata al 16° della ripresa da Grando e che segue comunque una traversa colpita alla fine del primo tempo da un altro dei giocatori del Veneto Orientale. Il Musile 1000 ha sicuramente ben figurato e può recriminare per un fuorigioco fischiato dal direttore di gara che definirei molto molto dubbio. Comunque un'ottima gara, due belle squadre, e adesso ci sarà la premiazione, la cerimonia di premiazione. Io vi saluto dai microfoni di LT Channel Web TV e restituisco la linea alla regia. Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon, in piazza Risorgimento 4 a Fossalta di Portogruaro. Telefono 0421 78 0079.
Eccoci qua allora al termine di questa 31esima edizione del torneo Pessa, che si è aggiudicato la squadra del Veneto Orientale con 1-0. Abbiamo detto prima un pubblico numeroso e siamo riusciti a pescare tra il pubblico anche il consigliere regionale Fabiano Barbisano della regione Veneto. Fabiano, sicuramente lo sport esalta la gioventù, esalta il star bene, esalta anche un po' la comunità, perché organizzare questi tornei, e nel Veneto ce ne sono moltissimi, serve anche ad aggregare. Sicuramente sì, è un modo giusto anche per aggregare, un modo giusto dove non ci sono i vizi, dove si fa squadra, dove prima di tutto vale la mediazione tra i giovani, perché appunto chi fa un po' l'estremista viene come si dice, emarginato dalla squadra, viene messo in panchina, quindi bisogna appunto insistere su queste forme di aggregazione. Qua parliamo di calcio, ieri ero al rugby, c'è la pallavolo femminile, ma adesso siamo anche appunto a una svolta dove questi giovani poi crescono, questi giovani si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, quindi questa è una fucina, è una scuola di vita per entrare nel mondo del lavoro. Esatto, potremmo dire una scuola di valori dove i valori in qualche maniera sono mantenuti e sono anche insegnati nel convivere insieme in una squadra, nel rispettare i giocatori, nel rispettare i colleghi di gioco. Bene, dicevamo quindi nella regione Veneto comunque sono tante le realtà sportive con grandi risultati, non ultimo anche a livello professionistico della Verona, che è tornato in Serie A. Ovviamente la regione Veneto immagino che sia molto vicina a tutte queste attività. La regione Veneto è molto vicina, una per tutte, anche quest'anno abbiamo ospitato delle tappe del Giro d'Italia, e anche quella è una kermesse, una gara a livello mondiale. Siamo ben felici di ospitarlo, di promuovere con questa attività il nostro Veneto, far conoscere ove non si conosca quali sono le caratteristiche, le peculiarità, come si vive in Veneto, visto che è una regione insomma, che ha tanti primati rispetto anche ad altre regioni e ci è invidiata in tanti posti del mondo. Ecco, siamo in attesa delle premiazioni che stanno preparando per la parte conclusiva di questo torneo. Ovviamente non possiamo non sfruttare questa situazione di avere un consigliere regionale qui ai nostri microfoni per fare un punto un po' della situazione. Mi sembra che il territorio, il nostro Veneto, anche come presenza alle ultime consultazioni, insomma, sia stato premiato. Beh sì, dobbiamo ricordare che circa poco meno del 50%, 49-88% diciamo di share di favore al presidente Zaia, praticamente è una cosa grande. Quindi abbiamo un governo, un governatore che veramente è vicino al popolo, vicino alla gente, perché magari anche chi non ha le idee politiche nostre, della Lega, del presidente Zaia, sul buon governo si avvicina. In questo territorio del Veneto Orientale, piano piano anche qua stiamo dicendo col nostro messaggio alla gente di migliorare un po' quello che è possibile, le caratteristiche appunto di vivibilità del nostro territorio, come cambiando le squadre politiche, ringiovanendole, ma anche oltretutto, soprattutto anche parlando di un altro tipo di ideologia, perché ricordo, noi abbiamo dei paesi dove si va, faccio un esempio, dove si va a votare Lega per le europee e si prende il 60%, il 55%, si vanno alle locali e magari lo stesso gruppo che di là ha avuto questo successo alle locali prende il 30%, quindi c'è un qualcosa che non funziona. Questa volta si è un po' invertita la tendenza, nei nostri comuni diciamo che abbiamo avuto un discreto successo. Oltretutto, qua è una notizia proprio di poche ore, abbiamo la conferma che anche la Rosanna Conte, l'avvocato Conte, è stata eletta in Europa, quindi siederà dal primo momento in un seggio d'Europa. La Rosanna Conte è da Caorle, ha l'ufficio a Portogruaro, quindi anche questo, prima volta nella storia insomma, che possiamo dire abbiamo
qualcuno vicino anche ai massimi livelli delle istituzioni europee. E da esserne orgogliosi. Bene, grazie Fabiano. Allora noi siamo pronti per la premiazione perché vedo che i giocatori sono già in campo e passo la linea alla regia per un altro momento così un po' di informazione pubblicitaria e da parte nostra come LT Channel un grazie per la vostra attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con l'informazione sul nostro territorio del Veneto orientale. Grazie. Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon in piazza Risorgimento 4 a Fossalta di Portogruaro, telefono 0421 78 0079. Buonasera a tutti e benvenuti alla serata conclusiva della 31esima edizione del torneo Roberto Pessa. Hanno partecipato 12 squadre della categoria allievi, sia friulane che venete. 3 settimane di incontri, tutti disputati qui a Fossalta, iniziati purtroppo con la pioggia, però per fortuna terminati col sole. C'erano 3 gironi, composti da 4 squadre. Sono passate le semifinali, le prime 3 classificate dei singoli gironi e la migliore seconda classificata. Ringraziamo tutti gli arbitri della sezione di Portogruaro che hanno diretto gli incontri. Ed ora, prima di passare alle premiazioni, ringraziamo presente sempre con noi la signora Paola Carlesso, moglie di Roberto Pessa, a cui è intitolato il torneo. Grazie. Passiamo la parola per un saluto e il consigliere regionale Fabiano Barbisan. Grazie. Sì, grazie a tutti. Intanto un applauso direi agli organizzatori perché qua sono dei volontari e si lavora, quindi un grosso applauso a chi ha organizzato e chi ci lavora, perché i risultati non si ottengono a caso. Complimenti alle squadre, ai ragazzi, perché anche loro appunto dimostrano, oltre alla passione che ci vuole, all'impegno, perché magari altri sono con queste giornate belle a spasso per le spiagge e invece sono qua a praticare del sano sport. Io non ho altro da aggiungere se non appunto continuiamo con questo trend, perché lo sport si dice è un'attività sana
È un'attività sana, ma soprattutto è un'attività che aggrega. In questa fase è molto molto aggregante. Vi prepara, ragazzi, per il vostro futuro, attività, lavoro, famiglia e poi anche degli amministratori, perché no? Grazie a tutti. Grazie, ringraziamo il consigliere Barbisan ed ora lasciamo la parola per la Federazione Veneta FIGC il signore Esterino Guerra. Buonasera a tutti, io sono il delegato, sono di Portogruaro per la FIGC. Vi porto il saluto anche del comitato regionale, del presidente Luzza e vicepresidente Mamerti. Vorrei collegarmi un attimo, spenderò più di 2 parole, abbiate la pazienza, ma ci tengo a portare questo messaggio. Questa mattina ero presente, ho presenziato uno dei tanti momenti della nostra attività. Eravamo a Monastiere, eravamo in tanti per le premiazioni regionali di tutte le società, di tutte le delegazioni che hanno vinto i rispettivi trofei. La prima società che abbiamo premiato, che è stata premiata, è stata il Giorgione Calcio. Perché? Ci tengo a darvi questa motivazione. È stata premiata la categoria allievi col premio Fair Play perché nella finale regionale, quindi che dava l'accesso al campionato nazionale nella stagione sportiva, è successo questo episodio. Il Giorgione in fase d'attacco, quindi in area avversaria, il portiere avversario si scontra con un proprio compagno, rimane a terra dolorante, il Giorgione segna, gol valido, palla al centro. L'allenatore dalla panchina, passatemi, dà l'ordine ai propri ragazzi che la squadra avversaria possa pareggiare subito. Difatti va e pareggia. Ho visto i filmati e ci sono stati 5 minuti di applauso intenso. Ecco, questi sono i valori dello sport che deve dare. Questi sono i valori che i nostri allenatori, che i dirigenti devono continuare a dare. Questi sono i valori, secondo me, che il pubblico che sta negli spalti deve già avere dentro di sé, per il rispetto delle regole, degli avversari, sia come appassionati di calcio che come cittadini. Ecco, grazie per avermi ascoltato e buona serata a tutti. Scusate, ringrazio la Fossaltese per l'invito, sono felice di essere qui e un'ottima società, lo devo dire. Grazie, buonasera. Grazie per queste belle parole e per l'aneddoto che ci ha raccontato. E presentiamo adesso il presidente dell'ACD Fossaltese, Paolo Macor. Io che devo dire? Devo ringraziare tutti, tutto il pubblico, principalmente devo ringraziare tutti i ragazzi, siamo qua per loro, però per noi anche l'ultimo evento che organizziamo. E quindi devo ringraziare tutte le persone che fanno parte della CD Fossaltese. Molti di loro sono al chiosco, quindi io semplicemente vi invito, alla fine andiamo insieme a far festa a tutti quanti. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie, ed ora passiamo alla fase delle premiazioni. Le premiazioni verranno fatte dai 2 vicepresidenti, Piccolo e Morassuto. Partiamo con la Coppa Disciplina. Vince la Coppa Disciplina la SD Condor. Premia 2 rappresentanti della formazione della squadra del Condor che si è aggiudicata a questa importante coppa. Sì. E adesso il vicepresidente
Musile 1000, Gobbo Brian. Al vicepresidente della Fossaltese premia il capocannoniere. E passiamo ora alla premiazione del miglior portiere. Vicepresidente Piccolo vince per il Latisana Duma Damiano, miglior portiere della 31esima edizione del torneo PESA. Complimenti. E passiamo ora al miglior giocatore del torneo del calcio veneto orientale, Flavorea Raffaele, premiato sempre dal vicepresidente Morassuto. Grazie. Ed ora passiamo alla premiazione delle 4 squadre, partendo dalla quarta classificata. Premia il presidente della Fossaltese, Paolo Macor. Quarta classificata, ASD Latisana. 2 rappresentanti che ritirano la coppa consegnata direttamente dal presidente della Fossaltese. Complimenti, ricordiamo che sono arrivati quarti su 12 squadre che hanno partecipato a questo torneo. Terza classificata premia il consigliere Barbisan, la terza classificata ASD Condor. Seconda classificata premia il signor Guerra, Musile 1000. Ritira quindi la coppa per il secondo classificato. Foto diritto. Ed ora passiamo al primo classificato. Primo classificato che verrà premiato dalla signora Carlesso. Prego signora. Vince la 31esima edizione del torneo Roberto Pessa, calcio veneto orientale. Ritira la coppa a tutta la squadra. Complimenti ragazzi. Bene. E il presidente le passo. Le ultime 2 parole per noi vanno sempre a chi ci accompagna in questo percorso, quindi prima di tutto un ringraziamento alla signora Carlesso. La società ha preparato una piccola tavola ricordo che è un modo per ricordare Roberto, che io ammetto è stato il mio primo presidente, quindi grazie per essere qua ogni anno. Ed infine, come ogni buona società, abbiamo la nostra presenza femminile, quindi grazie mille, grazie di essere presente, grazie della risposta ogni volta che chiediamo, e quindi il nostro responsabile del settore giovanile, il
porta due occhiali. Grazie di tutto. Grazie mille, grazie a Marta, diamo appuntamento a Marta e ovviamente a tutti voi il prossimo anno qui per il torneo PESA. Grazie mille. Dal 1991 la migliore soluzione per ogni tuo problema di vista. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro. Controllo della vista, applicazione lenti a contatto, centro specializzato in lenti progressive e lenti vista sole su occhiali avvolgenti. Da noi puoi trovare una vasta gamma di occhiali delle migliori marche per essere sempre alla moda. Ottica Franceschetto a Fossalta di Portogruaro, in via del Commercio 69, telefono 0421 70 90 41. A Fossalta di Portogruaro trovi al Cantinon, il luogo ideale per una buona pizza in compagnia. Bar Pizzeria al Cantinon, in piazza Risorgimento 4 a Fossalta di Portogruaro. Telefono 0421 780079.